La guerra mi ha reso una persona migliore perché ho imparato ad apprezzare e non dare niente per scontato. La guerra mi ha reso anche un tennista migliore, perché mi promisi di dimostrare al mondo che esistono anche dei serbi buoni. Novak Djokovic è un tennista di spessore mondiale, uno dei migliori di tutti i tempi che questa volta ha giocato e vinto la sua partita più bella, quella della scelta. Eh sì, cari moralisti, pensate che il signore in questione ha un patrimonio stimato in 220 milioni di dollari, quindi avrebbe potuto anche farsi trasportare, che so, in una teca di cristallo come la Bella Addormentata, fino ai lati del campo e uscire per dare 4 racchettate e tornare nella teca come era venuto. Cioè, né più e né meno della vita che faceva regolarmente Michael Jackson, sempre chiuso in una camera iperbarica e ne usciva solo per le apparizioni pubbliche. Da loro? Oppure poteva comprare un pass che l'Australia chiedeva per accedere e giocarsi la possibilità di vincere l'ennesimo importante premio della sua carriera e rispettare anche i contratti milionari stipulati con gli sponsor prima di partire. Ma lui semplicemente si è presentato con i suoi esami clinici di persona sana, che vista la sua professionalità è già scontato che debba avere. Come i calciatori che vengono osannati e applauditi ogni domenica e che saltano qualche partita solo se vengono trovati positivi, ma rimessi in pista il prima possibile perché sennò gli sponsor perdono milioni. Anche per Djokovic la capacità fisica, l'intelligenza tattica e la concentrazione mentale sono armi che hanno fatto brillare la sua carriera, ma la dote più forte è stata la scelta. Lui ha deciso da persona libera, anche se a quanto pare ormai sei libero solo se fai ciò che questa nuova forma dittatoriale salutista ti vuole imporre. Imporre a un uomo libero ciò che non vuole equivale già ad aver perso. Sicuramente sarà una punizione che non digerirà facilmente, vista la sua caparbietà. Allora, se ricordate, la cosa era stata dapprima ritenuta regolare da un giudice australiano che gli ha dato il visto. Dopodiché il governo, non potendo permettere a un Novax di vincere gli Open, altrimenti si apriva una voragine nella narrazione iper-Provax, ha usato la discrezionalità della tirannia per togliere il visto con una motivazione così: è un rischio rilevante per la salute pubblica. Cioè, capite? Intere squadre di calcio e interi equipaggi di barche a vela non sono un rischio per la salute pubblica, mentre un solo tennista a quanto pare sì. Ed è lo stesso che nel 2020, proprio per l'emergenza sanitaria, ha donato 1 milione di euro agli ospedali di Bergamo senza tanto clamore e senza che nessuno glielo chiedesse, e un altro 1 milione di euro agli ospedali della sua Serbia. Vabbè, cosa vuoi che siano 2 milioni di euro se hai un patrimonio di 220 milioni, vero? Chissà quanti di voi che hanno anche solo 220.000 euro hanno donato 1.000 eurini, 2.000 eurini a un ospedale, eh? Così, eh? Insomma, alla fine di tutta questa storia abbiamo potuto vedere che un libero cittadino si è battuto contro un sistema che tenta platealmente di annullare le libertà personali a fronte di un pensiero unico. E anche se non lo volete, io lo faccio il paragone con il regime nazista di Hitler, che nel 1936 consentì a Jesse Owens di partecipare alle Olimpiadi di Berlino e lo applaudirono quando vinse, mentre nel 2022 il regime nazista dell'Australia non consente al numero 1 al mondo di partecipare agli Open di tennis. Bene, lui ora è il Novax più famoso al mondo, ma non è il solo. Anche Jérémy Chardy ha detto che non giocherà più a causa di una reazione avversa, ma tanto è solo il numero 25 al mondo. Così come Olivia Gadecki, atleta di casa, e con lei altri 6 che hanno fatto la stessa scelta proprio a causa dell'obbligo sanitario di cui sopra. No, praticamente quest'anno se togli quello, quella e quell'altro, rimaniamo solo noi 2. Che fa? Batti? Ma mi dà del tu? No, dicevo, batti lei? 15-0.